Oggi è sabato 17 agosto 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 17 agosto 1908. 80 secondi che cambiano per sempre la storia del cinema. Poco più di 2 minuti per raccontare l'avventura di Fantoche, Fantoccio in italiano, un clown sfortunato che si trova a fare i conti con oggetti che si trasformano in continuazione, catapultandolo ogni volta in una diversa dimensione. È Fantasmagorie, il primo cartone animato della storia, diretto da Émile Cole e proiettato a Parigi quel 17 agosto. La tecnica utilizzata è detta fantasmagoria, la cosiddetta lanterna magica che proietta le immagini in rapida successione. I 700 disegni originali, ognuno dei quali mostrato 2 volte, sono realizzati con inchiostro nero su carta bianca. Lo sviluppo in negativo rende l'effetto di figure impresse col gesso sulla lavagna. Il cartone animato è la proiezione di una figura stilizzata che si muove incontrando una serie di oggetti che mutano, come una bottiglia di vino che si trasforma in un fiore. Vi è anche una scena girata dal vivo con le mani dell'animatore. I personaggi principali sono un clown e un gentleman. Cole lavora su Fantasmagorie da febbraio fino a giugno del 1908. Nonostante la brevissima durata del prodotto, ha aperto la strada a una forma d'arte che incanta ancora oggi i bambini e anche gli adulti di ogni età. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.